Oggi voglio registrare un video un po' diverso dal solito perché non sono abituato a registrare video del genere perché in Sardegna non avrebbe avuto senso, ma qui perché no? Sto parlando del house tour, room tour, un po' entrambi perché appunto vi farò vedere la mia casa a Milano, sia la mia camera che l'intera casa. Adoro perché l'ho sempre voluto fare, solo che appunto in Sardegna non aveva senso perché era casa dei miei genitori, quindi... No. Mentre qui ho la possibilità di farvi vedere come ho organizzato le mie cose in tutta la mia casa e niente, sono letteralmente euforico. Ne approfitto in questo momento perché il mio coinquilino è appena partito, quindi ho casa libera, sono solo, è tutto ordinata, quindi partiamo subito con il video. Allora, partiamo dall'ingresso, ve lo faccio vedere col grandangolo perché è abbastanza piccolo e se no non si capirebbe niente. Quella è la porta d'ingresso che, vabbè, non usiamo praticamente mai perché, come potete vedere qui alla destra, c'è un'altra porta che è quella dell'ascensore. Infatti in questo palazzo c'è la fortuna di avere questo ascensore che entra direttamente dentro casa. Ovviamente l'ascensore ha questa porta blindata con la chiusura e tutto quanto, quindi basta chiamare, arriva qui, apri, c'è l'ascensore e richiudi la porta. Mentre invece se ci spostiamo a sinistra abbiamo la porta d'ingresso con le scale normalissime di un palazzo. A sinistra abbiamo questo arco che porta direttamente alle camere, al bagno, e anche questo che in realtà è la stessa cosa, solo che è un altro passaggio, ma ne parleremo più tardi. Quindi torniamo qui all'ingresso, subito alla destra troviamo la cucina. Allora vi faccio una panoramica generale. Questa è... Oh madre! Santo Dio, stavo per far cadere tutto. Dicevo che qui abbiamo il tavolo, classico tavolo bianco tranquillissimo di Ikea e questo mobiletto che non c'era all'interno della casa ma abbiamo comprato noi insieme a tutto quello che vedete sopra più la lavagnetta. Questo è un pezzo che volevo assolutamente e in teoria servirebbe per scrivere tutto il menu della settimana, ma siamo fermi alla prima settimana in cui ordinavamo roba su Glovo ogni santo giorno e infatti si vede. Qui, come ho già detto, abbiamo il microonde, questa cosa che abbiamo comprato da Primark, roba da mangiare, Scottex e basta. Qui dovremmo ancora pensare a che cosa inserire. Il mobiletto è di Amazon. Girando troviamo la finestra enorme con il termosifone sotto e la cucina vera e propria. Allora, è molto piccola ma super funzionale, super comoda, bellissima a parer mio. Qui abbiamo il frigo con un televisore che abbiamo portato noi ma che non abbiamo mai usato. Un mobile dove teniamo piatti e bicchieri, tazze, il cibo e tutto quanto. Qui abbiamo una super caraffa che è stracomoda, che ha il filtro per appunto filtrare l'acqua. Il lavandino, utensili, i nostri bicchieri, sale ciao, olio e aceto. Il piano rigorosamente a induzione, bellissimo. Forno EK in cui noi abbiamo inserito questi 3 barattoli con zucchero, sale grosso, sale fine, bellissimo. E niente, quindi questa è la cucina intera. Uscendo dalla cucina che vi ho appena fatto vedere, arriviamo al corridoio. Allora, il corridoio, come vi ho detto prima, si può vedere sia da questo angolo che da questo. Allora, tolgo il grandangolo così vi faccio vedere meglio. In quest'angolo troviamo innanzitutto il citofono che è stato appena cambiato, infatti si vede quanto è osceno. Lo specchio che già c'era. Poi abbiamo la sedia che abbiamo preso dalla cucina perché prima era posizionata in un diverso modo e quindi l'abbiamo messa qua, con questo cuscino che abbiamo comprato da Primark. Poi abbiamo comprato una stampa vintage di Milano con questa cornice bellissima che secondo noi ci sta da Dio. E ultimo acquisto della casa, proprio freschissimo di qualche giorno, è questo mobiletto. L'abbiamo acquistato perché c'era il wifi in terra, quindi noi ovviamente perché non approfittarne per prendere un nuovo mobiletto, infatti l'abbiamo fatto. E ci abbiamo inserito questi 2 quadri di Prada e Louis Vuitton che vabbè sono acquistabili col bonus culture, quindi perché no. Questa lampada di Primark
Poi qui sopra ci abbiamo inserito questa ciotolina che serve per portachiavi, una candela alla vaniglia e questo vaso con questi ramoscelli, tutto quanto di Primark, a parte i 2 libri e il mobiletto che invece è di Leroy Merlin. Ciao! Leroy Merlin. Questo è l'angolo che vi ho appena fatto vedere. Sulla destra troviamo subito la prima camera, ossia la mia. Allora, ve la faccio vedere, innanzitutto così. Metto il grandangolo così magari si vede un po' meglio. Personalmente la amo. Allora, partiamo. Entrando subito nella prima parete troviamo il comodino e il letto, che è un letto matrimoniale, bellissimo. E niente, qui abbiamo questa lampada stupenda che è touch. Letto, armadio grandissimo, ne abbiamo uno a testa, quindi è fantastico, perché non so se l'ho detto, ma comunque è un trilocale, quindi abbiamo 2 camere da letto, una per una testa. Poi abbiamo questa cassettiera grandissima in cui, vabbè, io ho intimo, roba dell'università, cavi, eccetera, eccetera. Infatti qui ci sono i libri dell'università, il mio portacarte, roba varia, foto. E in questa parete ho messo queste mollettine con le lucine che ovviamente devo ancora terminare perché devo aggiungere le foto. Poi abbiamo la super finestra. Qui davanti alla finestra abbiamo una ring light che vabbè non uso mai perché qui ho questa finestra gigante, quindi perché non approfittarne. E questa è la mia scrivania in cui io ho messo questa lampada bellissima, Mac e iPad, questi evidenziatori che io non uso, però questi sono dettagli. Questo quadro bellissimo di Balenciaga Vintage che ho fatto stampare io. Questa bacheca con alcune cose importanti, una foto con mia mamma, un musical a cui sono stato e che mi è piaciuto particolarmente, foto con amici, primo biglietto comprato a Milano e tante altre cose. Uscito dalla mia camera, subito alla destra troviamo l'altra camera, ossia quella del mio coinquilino. Come nella mia vi faccio una registrazione col grandangolo, così vedete un po', anche se è letteralmente identica alla mia, ma semplicemente speculare, quindi sono uguali. Appena si entra anche per lui c'è il comodino identico con stessa lampada, stesso letto, stesso tutto, stesso armadio. Qui ha inserito una simiscarpiera in cui appunto inserisce le scarpe, stessa finestra identica con stesso calorifero. Alla sinistra abbiamo questa cassettiera uguale alla mia, solo che lui ha inserito anche questo cubo uguale a quello che vi ho fatto vedere prima nel corridoio, con tutti i libri dell'università e queste cose che adoro. Qui abbiamo inserito la stampante, bellissima, guardate, con i dettagli verdini. E alla sinistra troviamo la sua scrivania con l'iPad, questo tappetino bellissimo che richiama anche il colore della stampante, la stessa mia lampada, la borraccia, e anche lui ha messo una lavagnetta. Non mi dilungo tanto perché non è la mia camera, ma finiamo con l'ultima stanza, ossia il bagno. Anche questa ve la faccio vedere prima col grandangolo per far vedere un po' tutto quanto. E niente, questa è la stanza che piace di più a tutti quanti. Entrando troviamo subito lo specchio con il lavandino e un mobiletto in cui noi abbiamo inserito tutte le medicine e quant'altro. Qui invece abbiamo ognuno il proprio spazio, questo è il mio coinquilino, questo è il mio, la macchinetta, gli specchi, eccetera, eccetera. Qui c'è la lavatrice, lì c'è un mobiletto che abbiamo comprato insieme a quello della cucina per tutti i detersivi, stracci e quant'altro. Doccia, bellissima, la parte più bella del bagno, ovviamente. Tappetino, quello è per la roba sporca, rigorosamente di Topolino. E niente, sanitari e basta, finestrella abbastanza piccola, però a che serve? Questa è l'altra visuale del corridoio, lì c'è anche uno spazio per conservare le cose inutili, scatole, pentole e cose, e basta. Lì c'è anche lo stendino perché stanno asciugando le lenzuola.
Questo è quanto, spero che il video vi sia piaciuto e che sia stato di vostro gradimento. Aspetta, sono due frasi che hanno lo stesso significato, però vabbè. Se avete qualche consiglio su come arredare ulteriormente questa casa, fatemelo sapere, e se volete sapere qualcosa dove ho preso determinate cose potete tranquillamente chiedermelo. Vi ricordo di seguirmi anche sugli altri... Ma perché lo metto così in alto? Vi ricordo di seguirmi anche sugli altri social e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!